Una buona serata dalla palestra Gozzano, sono appena scese in campo le formazioni che si affronteranno questa sera. Italian Coffee Petrarca contro Feldi Eboli. I padroni di casa hanno assoluto bisogno di punti dopo le ultime 6 sconfitte consecutive. Di contro i campani sono al momento al 7° posto in classifica. La Meta ha vinto ieri ad Arzignano, quindi facendo anche un favore all'Italian Coffee, che però questa sera deve assolutamente portare a casa un risultato positivo. Come sempre al commento tecnico Daniele Bargellini. Benvenuto Daniele. Buonasera a tutti, buona partita a tutti. Cosa possiamo dire di questa gara? Il Petrarca sta dimostrando di mettercela tutta davvero anche contro la Todis, l'impegno non è mancato, però al momento mancano i risultati. Sì, la partita del Petrarca più o meno ha sempre la stessa modalità. I ragazzi dimostrano di essere all'altezza di tutte le squadre incontrate, però alla fine non si riesce a portare il risultato a casa, quindi l'obiettivo sarà di provare a tenere più continuità durante tutta la partita, perché i ragazzi hanno dimostrato di essere all'altezza. Adesso un po' più di fortuna magari e riusciamo a fare qualcosa di più. Andiamo con la lettura delle formazioni. Per la Feldi Eboli con il numero 1 Guglielmi, con il numero 2 Lion, con il 4 Romano, con il 5 Lucas Francini, con il 9 Jader Fornari, con il numero 15 Gerardo Vitale, con l'11 Tres, con il 12 Luan Fiuza, con il 13 Tiago Bissoni, con il 22 Marco Ercolessi, con il 24 Vincenzo Caponigro, con il 14 Alessio Saponara, con il 70 Marco Boaventura, con il 92 Felipe Mancia, allenatore il signor Francesco Cipolla. Risponde invece l'Italian Coffee Petrarca con il 2 Pedotti, con il 3 Gian Scividini, con il 4 Capitan Dudu Costa, 5 Lorenzo Bargellini, 6 Marcus Del Pizzo, 7 Jorge Alba, 8 Schaker, con il 9 invece Fabrizio Uro, numero 12 Andrea Vitale, 15 Giovanni Nicolazzi, numero 16 Riccardo Superbo, 18 Sebastiano Beretta, 19 Diego Moretti, numero 21 Bezzecato Samuele. In panchina siede mister Luca Giampaolo. Ad arbitrare l'incontro il signore Galante di Ancona, De Lorenzo di Brindisi, al crono Ronca di Rovigo. E siamo davvero pronti per l'inizio della 23esima giornata del campionato nazionale di futsal, con la Feldi che toccherà il primo pallone. Adesso vediamo le due squadre come inizieranno, che tipo di attitudine avranno. La Feldi che si schiera con lo starting 5 con Fiuza, Romano, Jader Fornari, Tres e Marco Ercolessi. Risponde l'Italian Coffee con Moretti, Alba, Dudu Costa, Scividini e Pedotti. Adesso manovra subito Fornari che prova il sinistro. La risposta d'istinto di Moretti, che forse ha visto partire il pallone all'ultimo. Ci ha messo il piede. Subito fondamentale Moretti. Sì, ottimo intervento. Il Petrarca sta aspettando nella propria metà campo, pressando a uomo, quindi un'attitudine aggressiva ma senza andare troppo in avanti. Adesso prova la ripartenza Pedotti. Costa, Scividini va sul sinistro, poi la finta verso il destro. Costa, ancora Pedotti, Scividini con il tacco la lascia lì per Dudu Costa. L'ultimo tocco però è il suo, quindi rimessa per la Feldi Eboli. Manovra adesso la formazione di Cipolla. Tres, ancora lui il controllo, però scivola sul più bello, quindi la rimessa adesso è per l'Italian Coffee. Protesta Scividini, che ha fatto immediatamente rimpallare il pallone proprio su Tres, chiedendo anche un intervento arbitrale, però si ripeterà tutto. Allora Dudu Costa, miglior marcatore dell'Italian Coffee con 13 centri, risponde per la Feldi con 16 Jader Fornari. Alba adesso sembrava
che fosse riuscito a tenere in campo il pallone, non ce l'ha fatta. Subito adesso ritmi un po' più blandi rispetto all'avvio, dove Moretti è dovuto intervenire immediatamente. Ecco, Daniele, da portiere Moretti come giudichi la sua prima stagione in Serie A? Ultimamente sta togliendo parecchie castagne dal fuoco. Sì, allora Diego è un portiere che ha un modo di parare che subito può sembrare anomalo, ma ha un'efficacia incredibile, fa delle parate stupende con dei riflessi allucinanti. Per me non solo se l'è guadagnato, ma ha confermato di essere un grande portiere. Peccato che sia arrivato troppo, cioè non troppo tardi, però con un po' di ritardo, perché secondo me meritava molto molto prima di arrivare in Serie A. E diciamo che la convocazione in nazionale statunitense l'ha ripagato di tutti i sacrifici, quindi ecco, è anche una cosa ulteriore. Assolutamente sì, una bellissima soddisfazione, gli faccio pubblicamente un grandissimo in bocca al lupo, perché se lo merita, un grande ragazzo oltre ad essere un grande atleta. Italian Coffee che adesso si ripropone in avanti, rimette la testa fuori dal guscio, prova il sinistro da distanza siderale Scividini, che ecco, dopo un avvio iniziale difficile in zona gol è riuscito nelle ultime a trovare una buona continuità proprio sotto rete. Fondamentale la doppietta di fine dicembre, anzi di metà dicembre, con cui ha ribaltato l'Arzignano. Adesso Tres verticalizza immediatamente, non trova nessuno, allora Moretti fa ripartire subito Costa. Temporeggia il capitano, Alba. Punta Fornari. Viene raddoppiato e fermato da Sergio Romano, che allarga per Tres con il piatto al centro, poi ancora da Romano. La finta per andare sul sinistro, forse ha esagerato qui Sergio Romano, poteva provare subito la conclusione, un tocco di troppo per il numero 4 della Feldi. Costa adesso cerca un compagno, non trova però nessuno, quindi buon per l'Italian Coffee che elude la pressione. Sì, è importante tenere questo atteggiamento aggressivo in difesa, in modo che comunque gli avversari non abbiano vita facile. L'Eboli si sta comportando sta facendo la partita che deve fare, quindi diciamo che stiamo vedendo tutto secondo i piani. Lancio lungo adesso a cercare i giocatori offensivi, in questo caso Tres, che però non riesce a controllare un pallone difficilissimo. Urio allora è pronto per la rimessa. Costa prova a far sfilare, se ne va con una magia, poi Urio mette a sedere l'avversario, prova a scucchiaiare, ma alla fine Tres è decisivo nel deviare il pallone a porta vuota. Ha salvato un gol qui Tres. Pedotti prova l'avanzata, il suo destro viene bloccato sul nascere. Rimessa laterale. Alba, le finte, prova a saltare Tres, che però regge molto bene l'urto. Comunque anche il Petrarca sta facendo un buon inizio, ha iniziato bene, è arrivato già 3 volte davanti al portiere. Come dicevo prima, il Petrarca sta dimostrando durante questo campionato di essere all'altezza di tutte le squadre. Qui ci ha riprovato Alba, l'intervento con la punta del piede di Fiuza. Luca Giampaolo per presentare questa sfida ha detto: d'ora in avanti ogni partita diventa fondamentale, serve portare via punti, potrebbe farne la differenza anche uno solo al termine di questa stagione. Ormai possiamo dire che la Todis si è tolta dalle secche con 5 vittorie consecutive, una delle squadre più in forma del campionato. È restata l'Italian Coffee a giocarsela con altre 4 squadre. Urio, bene per Alba, che fa andare Pedotti. Pedotti davanti a Fiuza con la punta, pallone sul fondo, ma l'Italian Coffee conferma il buon momento, anche se non riesce a trovare la rete. Giampaolo questo chiede voglia di giocarsela alla pari contro tutte le avversarie, compresa la Feldi, una delle formazioni di punta di questo campionato. Sì, è proprio così.
Peccato perché l'ultima azione poteva essere sfruttata un po' meglio. Anche qui il Petrarca ha dimostrato di essere concentrato per questa partita. Adesso cerca il colpo di tacco per Boaventura, Jader Fornari, deviato, quindi palla in calcio d'angolo. Non ha bisogno di presentazioni il numero 9 della Feldi, 16 centri in campionato per lui. Adesso cercato proprio dal suo portiere Moretti con un brivido, la blocca in 2 tempi, poi cerca Urio che però viene colto in controtempo, rimessa regalata alla Feldi. Che quest'oggi lascia Lion in panchina. Beh, sicuramente mister Cipolla dispone di 2 portieri di altissimo livello come Fiusa e Lion. Ecco, cosa ne pensi, Daniele, di questo avvicendamento? Beh, è giusto dare importanza a tutti i portieri se hai dei portieri di valore, perché comunque il portiere ha bisogno anche di giocare per rimanere in forma e logicamente l'importante è, secondo me, dal mio punto di vista, non fare l'alternanza, perché il portiere ha bisogno di continuità, però far capire che anche il secondo portiere ha la fiducia dell'allenatore può essere utile per avere comunque un secondo portiere sempre pronto per giocare. Adesso protegge il pallone Scividini, Vada Del Pizzo che controlla, cerca di mantenere il possesso, ce la fa guadagnando anche la rimessa sul pressing di Boaventura e Felipe Mancia. Proprio Marcus Del Pizzo alla battuta, si fa vedere Scividini, poi si allacciano Pedotti e Lucas Francini. Si chiariscono poi 2. E allora rimessa da ripetere, sempre Marcus Del Pizzo. Viene vicino Scividini e invece la scelta ricade su Moretti. Palla nella propria metà campo. Scividini protegge ancora la palla con il mancino. Si fa vedere Pedotti che controlla con la suola, va al centro, dove però non trova nessuno dei suoi. Sempre 0-0 il risultato quando sono quasi passati 6 minuti dall'inizio. Felipe Mancia, davanti a lui Schacker, adesso Bissoni, Boaventura, ancora Mancia, giro palla della Feldi, Boaventura prova le finte, palla allargata adesso per Mancia col destro, di prima intenzione, pallone alto sulla porta di Moretti, che adesso va al rinvio, cerca Scividini, però viene anticipato da Bissoni. Poi lo stesso numero 13 della Feldi si scontra con Marco Boaventura. La rimessa è quindi per l'Italian Coffee. Moretti arriva al pressing di Mancia, poi Dudu Costa si libera bene del pallone, Schacker, Scividini allarga da Del Pizzo, che rischia tanto, poi arriva il sostegno di Schacker, che nel tentativo di controllare il pallone non si accorge che il campo finisce, e allora la rimessa è ancora per la Feldi, che in questo avvio non sta spingendo più di tanto. Beh, ha trovato una barriera importante che è la determinazione del Petrarca, quindi non è facile arrivare davanti a Moretti. Il primo tiro che ha preso è stato proprio all'inizio, quindi un mezzo ancora non si era ancora entrati in partita probabilmente, ma per adesso il Petrarca sta facendo veramente sta avendo un grande atteggiamento difensivo. Del Pizzo, Scividini molto bene di prima per Dudu Costa col sinistro in allungo, palla alta sopra la traversa, è rimasto a terra Felipe Mancia, interrompe per un attimo il gioco l'arbitro. Si rialza e quindi si riprende a giocare proprio Felipe Mancia in possesso di palla.
ancora lui, Marco Boaventura, prova a puntare Alba. L'intervento di Del Pizzo in zona difensiva è solo rimessa per la Feldi, che davvero in questa fase della gara fatica a trovare gli spazi per pungere. Anche qui arriva un tiro dalla distanza. Guarda la determinazione dei ragazzi, hai visto come sono usciti in due sulla palla. Questo è un sintomo che i ragazzi sanno che stanno bene e che vogliono prendere questa partita. Luca Giampaolo non ha dubbi sull'impegno, sul sudore che i suoi ragazzi mettono negli allenamenti. Ha anche detto: sicuramente in questo periodo ci sono squadre che ne hanno più di noi dobbiamo cercare di giocarcela a viso aperto con tutte. E adesso arriva il fallo di Mancia su Sividini. Non è la sua arma migliore, diciamo, la partenza in progressione, però qui ha guadagnato un buon fallo. Sì, è che però uno spostamento così di Sividini conviene sempre fermarlo, perché se gli lasci il campo e vede la porta te la sfonda. Sinistro dinamitardo per l'attaccante classe 88, il pivot. Pedotti sul pallone, largo sulla destra, c'è Del Pizzo, infatti il pallone è per lui. Controllo, poi cerca ancora Sividini, pallone sporcato da Mancia e la ripartenza di Boaventura che la lascia con il tacco per Bissoni. Ancora Mancia, cerca il tracciante per Franzini. Allora la ripartenza dell'Italian Coffee con Sividini. Pedotti, si fa vedere Del Pizzo, servito adesso Alba. Pedotti, cambio gioco però totalmente sbagliato per l'ex giocatore della Luparense. Rientrato intanto Urio, anche Shaker. Manovra la Feldi con Tress che si appoggia a Fiusa. Pallone profondo a cercare lo stacco di Lucas Franzini. Allora la palla termina sul soffitto della palestra Gozzano, quindi si riprenderà con una rimessa laterale per Sergio Romano. Il pallone dentro, prova con il tacco a girarsi Jader Fornari. Grande giocatore Fornari, veramente un grande atleta, da sempre, sempre stato un punto di riferimento per le squadre dove ha giocato. Diciamo che negli ultimi anni, attenzione con il sinistro al volo di Marco Ercolesi, negli ultimi anni Fornari ha sposato la causa della Feldi. Ormai sono parecchi anni che il giocatore è in Campania. Adesso Alba prova ad ubriacare con le finte Romano, fa girare per Pedotti. Urio prova ad andarsene, il numero 9 viene fermato e allora rimessa ancora per il Petrarca. Shaker, Pedotti, viene incontro Urio, spalla alla porta, ancora da Pedotti, prende campo l'Italian Coffee. Shaker, Alba prova a puntare Romano, lo salta, poi secondo l'arbitro però il pallone non è restato in campo. La rimessa è comunque per il Petrarca perché l'ultimo tocco è stato di Romano. Buono lo spunto di Jorge Alba, d'altronde è il pezzo forte della casa. Anche in questo caso contrasto sempre tra loro due, tra Romano e Alba, solo dall'altro lato del campo. Ha ragione ancora il numero 7 dell'Italian Coffee. Comunque il Feldi ha cambiato un po' atteggiamento, vede che la partita comunque non riesce a prenderla come vuole e ha alzato un pochettino la difesa, sta alzando l'intensità di difesa. Sì, è passato ormai metà del tempo di questa prima frazione.
sempre 0-0. Urio reclama un fallo, però non è dello stesso avviso il direttore di gara. Allora rimessa già battuta. Tres su di lui Alba. Ercolessi contrastato. Reclamano 2 falli, adesso arriva il terzo e arriva pure il fischio. Ercolessi vicino da Romano. Tres, l'incrocio di Romano. Adesso Fornari prova con la punta mancina, rimpallato il suo tentativo, ma ancora un'opportunità la Feldi con Tres che finta il tiro, poi va col destro. Moretti disinnesca anche questa. L'hai detto prima, Daniele, magari stilisticamente non sempre perfetto Moretti, però molto efficace. No, non dico perfetto, non è una questione di perfezione, perché poi ognuno ha il suo modo di parare. L'importante è essere efficaci. La sua altezza gli porta a tenere delle posizioni che magari un brevilineo, un altro portiere un po' più brevilineo, magari non può tenere, perché comunque non ha questo tipo di fisicità. E quindi lui ha trovato un modo incredibile, veramente. Rimessa Feldi ancora con Romano. La puntata di Ercolessi, sempre una deviazione. Prende metri la formazione di Cipolla. Si muove Fornari. La palla è invece sul secondo palo per Tres, che non può far molto, non riesce a controllarla. E allora la rimessa è per i padroni di casa. Schacker, proprio da Moretti. Del Pizzo. Ancora Schacker. Alba. Prova lo scambio con Schacker. Viene contratto. E allora la ripartenza della Feldi. Fornari con il tacco, una gran giocata per Tres. È buona però la chiusura di Alba, che quindi fa ripartire i suoi. Possesso di palla ancora per Jorge Alba. Del Pizzo di prima, triangolazione con Urio che non riesce, poi Schacker con tanta cattiveria agonistica guadagna un buonissimo fallo laterale dopo il contrasto con Romano. È pronto a batterla Marcus Del Pizzo, che va dietro dal suo capitano Dudu Costa. Pedotti, si allarga Moretti, riceve, vuole il suggerimento profondo, protegge il pallone Sividini, poi trova un gran tracciante per Del Pizzo. Costa dentro, prima col destro, poi col sinistro, e Del Pizzo alla fine la mette alta. Occasionissima per l'Italian Coffee, grande azione dei ragazzi di Giampaolo. Non ha riuscito a trovare il passaggio al centro Dudu Costa, andato alla conclusione con il sinistro, Fiusa distinto, poi la bordata alta di Del Pizzo, ma l'Italian Coffee c'è. Grande azione anche questa. Mancano 8 minuti e ancora l'intensità è altissima, quindi stiamo assistendo a una bellissima partita. Ha recuperato palla la squadra padovana. Dudu Costa cerca la verticalizzazione per Sividini. C'è Romano però. Il tocco di Del Pizzo per Pedotti. Di prima Sividini, ancora per Del Pizzo che allunga la zampona ma non riesce ad agganciare questo pallone. Adesso arriva il fallo di Pedotti che travolge Lucas Franzini. Comunque per l'intensità che sta avendo questa partita, 3 falli in tutto, diciamo che alla fine è molto, molto interessante, perché alla fine i giocatori riescono a tenere una grande intensità senza fare falli e va tutto a favore dello spettacolo. Diciamo che Giampaolo l'ha preparata bene, perché l'Italian Coffee sta sfruttando molto
le sponde di prima di Stividini, che è sempre bravo a proteggere il pallone, però a dispetto magari di altre volte si libera prima del pallone, con il sinistro cerca di trovare i suoi compagni. Sì, mister Giampaolo ha preparato la partita nei minimi particolari, cercando di porre l'attenzione su questo che stanno mettendo i ragazzi in campo, che è l'intensità e la voglia di non lasciare un centimetro alla squadra avversaria. L'importante è tornare a fare il risultato, perché come in tutti gli sport vincere aiuta a vincere, però oggi potrebbe essere importante anche muovere la classifica con un punto per guardare alle prossime gare con più fiducia. L'Italian Coffee ne ha assoluto bisogno, ma ne ha assoluto bisogno anche la Feldi Eboli, che mai come quest'anno sta dimostrando di poter stazionare nelle zone altissime della classifica, con una programmazione encomiabile, consolidamento della categoria nei primi anni e adesso investimenti che stanno portando a dei buonissimi risultati. Rimessa adesso per l'Italian Coffee. C'è l'arbitro dalla panchina del Petrarca. Sta richiamando all'attenzione qualcuno. È sparito il pallone. Arriva adesso, quindi Pedotti è pronto per battere. Si fa vedere Stividini, pallone che cercava invece Dudu Costa, che subisce fallo al limite dell'area. Si è agganciato con Boaventura. Il secondo arbitro ha visto un fallo. Ma dalla posizione sembrava un pochettino più dentro, però logicamente magari l'arbitro che ha fischiato, quindi è quello che ha visto meglio di tutti, Sì. ha valutato che il fallo abbia avuto inizio un pochettino prima. Sì, non è chiara la dinamica, i due si sono sicuramente agganciati. No, ma da quello che abbiamo sentito prima, che si sono detti anche col terzo arbitro, si vede che vogliono dare uno stop a tutti quei blocchi di movimento negli schemi, quindi questo qui è un messaggio che vuol dare sicuramente alle due squadre. Allora è pronto Stividini, vediamo la scelta. Stividini, il tocco per Dudu Costa, che calcia di prima intenzione, chiede una deviazione che gli arbitri non gli concedono, e allora rimessa dal fondo per Fiuza e viene chiamato il time out dalla Feldi, con Pedotti che sta ancora protestando per la mancata concessione del corner. C'è anche un problema per Dudu Costa, che ha un vistosissimo taglio sul polso. No, è una scivolata, gli ha fatto aprire una crosta che aveva già, quindi Quindi niente di grave per Dudu di grave. Costa, che comunque deve sicuramente farsi medicare. Sì, è obbligatorio quando ci sono dei perdita di sangue o liquidi. E 53 alla fine di questa prima frazione, non si schioda lo 0-0, due falli a due, e come dicevamo prima, per l'intensità della gara è un bottino sicuramente molto magro. No, stavo dicendo che ha toccato la palla al portiere. Qualche battibecco tra gli arbitri e Sergio Romano. Adesso si può finalmente riprendere il gioco con Fiuza, che darà il via all'azione della Feldi, e Mancia che riparte. Si rinizia. Bissoni viene incontro
il compagno con la maglia numero 5 Franzini, ma non riesce ad agganciare un pallone sicuramente difficile. Ha già battuto Shaker per Moretti, il tracciante di Alba per Urio non è preciso, e allora rimessa ancora per la squadra campana. Mancia, arriva il fallo subito da Shaker. Altre proteste qui della Feldi Eboli. Anche qui si è trattato di un intervento a palla lontana, sicuramente un contrasto di gioco, niente di grave, ma ha guadagnato un altro fallo l'Italian Coffee. Siamo a 3 adesso. Sì, come ti stavo dicendo prima, secondo me l'arbitro sta mettendo una linea precisa sul fatto che non vuole blocchi, perché ne ha parlato col terzo arbitro e adesso 2 volte ha fischiato su questo tipo di azione, quindi probabilmente vuole dare un messaggio ben preciso a certi tipi di atteggiamenti durante gli schemi di gioco. Si aspetta solo il fischio per la battuta. Shoot Gian. Parte Urio con il destro, tocco corto per Shaker, restituisce il pallone l'ex della Todis Lido di Ostia. Rimessa guadagnata da Fabrizio Urio, che va dietro da Alba, deve puntare Felipe Mancia, lo fa, va sul destro e adesso metro arbitrale che viene confermato, blocco su Felipe Mancia, calcio di punizione. Come ti dicevo, hanno dettato la regola. Boventura, Mancia, Bissoni, si fa vedere ancora Marco Boventura che riceve in questo momento. Mancia, Bissoni, il pallone al centro per Mancia con la punta, che spreca una buonissima opportunità perché si era ritrovato da solo. Shaker era rimasto tagliato fuori, ha alzato troppo la mira il numero 92 della squadra in maglia bianca. E adesso però esce male l'Italian Coffee con Alba che non trova Shaker. La rimessa per Mancia, c'è ancora un aggancio tra Pedotti e Franzini. Adesso Pedotti viene richiamato dall'arbitro, anche il suo avversario. Pedotti è stato preso apposta per dare più personalità in campo a questa squadra, per dare esperienza, classe 1982, ha vinto scudetti, Supercoppa e Coppa Italia con la Luparense. Il presidente Morlino e mister Giampaolo pensano che possa rivelarsi fondamentale per gli equilibri della squadra e sicuramente sta trovando già un buon minutaggio. Ancora una pausa, sta uscendo lo spazzolone e adesso si riprende a giocare. Boventura con il destro secco, palla leggermente alta rispetto alla porta di Diego Moretti. Qui l'Eboli ha fatto un bello schema, è arrivato bene al tiro e anche il tiro è partito molto bene, leggermente alto sopra la traversa. L'andata Marco Boventura era stato uno dei mattatori della gara nel netto 7-1 con cui la formazione di casa si era imposta sui patavini. Adesso la scucchiaiata di Alba per Shaker, interviene Mancia, poi Boventura, Bissoni ancora per Felipe Mancia, cerca il dribbling su Shaker, poi l'appoggio dall'altra parte per Boventura, il dribbling è tentato su Alba che però regge bene, non abbocca alla finta e guadagna la rimessa laterale. 5:30 alla fine di questo primo tempo in cui sicuramente non ci siamo annoiati, ma non abbiamo ancora visto gol. Adesso intervento duro su Sibidini e poi Alba sceglie di lasciare andare il pallone
in fallo laterale per permettere le cure a Gian Scividini, che è rimasto a terra dopo il contrasto precedente. Sì, nel cercare di anticipare ha preso un calcio sullo stinco. Molto doloroso, però niente di grave per il granitico numero 3 in maglia nera. Un gladiatore, quindi. Felipe Mancia molto sportivamente restituisce il pallone all'Italian Coffee, che adesso può provare a manovrare con Moretti, che però restituisce il pallone ancora a Felipe Mancia, che va col destro. Pallone che lambisce il palo alla destra di Moretti, che qui ha rischiato tantissimo. Il suo rinvio con le mani è terminato con sui piedi del giocatore in maglia Feldi. Pallone a lato di pochissimo. Adesso prova a manovrare Alba, non trova Scividini e allora Boaventura sta alzando i giri del motore la Feldi in questo finale di primo tempo. E beh, mettendosi nei panni di una squadra come l'Eboli, logicamente vede che... Adesso riparte bene Scividini, che cerca di trasformare l'azione della difensiva in offensiva, sbaglia il passaggio e costringe Giovanni Pedotti a commettere fallo e a prendersi la prima ammonizione della gara. Molto plateale, trattenuta qui su Mancia. Ritorniamo al discorso che facevi prima, questa è l'esperienza, che mancano 4 minuti e siamo ancora su 4 falli, non abbiamo rischiato. Tress, ancora il numero 11, si fa vedere Mancia, alza il pressing dell'Italian Coffee. Adesso Urio, Fiuzza viene incontro Boaventura, poi Bissoni con il tacco, bene per Tress, che però non riesce a raggiungere questo pallone. Allora Moretti, Pedotti, Alba, si fa vedere Del Pizzo, servito adesso Urio di prima per Pedotti. Molto bella la triangolazione, troppo forte per far arrivare Pedotti sul pallone, ma come dicevamo prima cercano molto queste triangolazioni i giocatori dell'Italian Coffee. O Urio o Scividini cercano il tocco di prima per favorire l'inserimento dei giocatori che arrivano da dietro. Adesso si allacciano Del Pizzo e Tress, con quest'ultimo che non riesce a tenere il pallone in campo. Reclama anche un fallo non concesso dagli arbitri. Si riparte con Dudu Costa. Moretti, il destro a cercare la testa di Urio, che forse non si aspettava il liscio di Bissoni. E riparte Fiuzza per Tress. Mancia, destro al centro, respinto, poi Tress con il mancino. La scivolata efficace di Del Pizzo. 3:40 alla fine di questa prima frazione. 4-3 il conto dei falli. Bissoni cerca di scambiare con Romano, però col pallone esce Jorge Alba, che prova il dribbling e poi si incarta su se stesso, mantiene però il possesso della sfera ed è costretto a ripartire da Del Pizzo. Urio, Dudu Costa, buono il controllo, poi Tress è bravo e fortunato nel fargli carambolare il pallone sul ginocchio e favorire l'uscita senza problemi di Fiuzza. Il pallone alto per Sergio Romano, la testa di Moretti che interviene in maniera regolare. Rimessa laterale per la Feldi. Mancia aveva cercato di far ripartire subito l'azione dei suoi. mancano 3 minuti. 4 falli a 3. Ercolessi, Felipe Mancia prova il dribbling, giocatore potenzialmente devastante Felipe Mancia sui suoi dribbling secchi, mettono sempre in difficoltà qualunque tipo di difesa. Ancora lui, si fa vedere Ercolessi, servito in questo momento. Il tacco di Romano, cerca ancora Ercolessi. Felipe Mancia, buono l'intervento in ripiegamento difensivo di Shaker. Viene incontro Romano, prova subito il sinistro,
rimpallato da ben 2 giocatori, in questo caso Dudu Costa e Shaker, che cercano di alzare la pressione in vista di questo forcing finale prima dell'intervallo della Feldi Eboli, che adesso ci riprova con Tress, cerca il tunnel Surio che però regge bene, Tress recupera, Ercolessi mancia, lascia lì per Ercolessi, che preferisce sparare piuttosto che prendere il contropiede del capitano dell'Italian Coffee, e Moretti può ripartire con le mani. Shaker, Dudu Costa. Comunque dopo la partita di andata, secondo me il Feldi non si aspettava un Petrarca di questo tipo, perché come vedete comunque i giocatori del Feldi sono un po' disorientati da questo Petrarca. E qui Dudu Costa guadagna un altro buon fallo, anche qui mi sembra di dire d'esperienza questo fallo guadagnato da Dudu Costa, che ha protetto bene il pallone appena sentito il contatto dell'avversario, in questo caso di Tress. È finito a terra, sicuramente il contatto c'è stato, non così clamoroso, ed è proprio lui ad essere sul punto di battuta. Chiama a sé Del Pizzo e poi lascia per Sividini, che prova la bordata mancina, pallone ampiamente impreciso, alto sopra la porta di Fiuza. Ercolessi, Tress, palla sul destro, Romano lascia passare, poi Ercolessi, proprio Sergio Romano, Ercolessi, Tress fa andare proprio il 22, che viene contrastato irregolarmente da Dudu Costa. Calcio di punizione per la Feldi Eboli da posizione più che ghiotta, anche cartellino giallo per il capitano dei padroni di casa, che è andato in scivolata su Ercolessi. Qui però in realtà Dudu è andato in scivolata sul tiro, non sulla gamba di Marco Ercolessi, e logicamente lui è stato molto bravo a continuare la corsa e a farsi colpire, e quindi l'arbitro ha fischiato il fallo, però in realtà Dudu non è andato sulla gamba. Sì, sicuramente non un intervento cattivo, però il fischio arbitrale sì, mi sento di dire che ci possa stare, anche perché Ercolessi era andato molto bene in profondità, trovando anche una buona cavalcata. E adesso a 1:49 dalla fine del primo tempo c'è questa possibilità per gli ospiti in maglia bianca. Adesso bisogna stare attenti perché il quinto fallo. Quinto fallo e Tress sul pallone. Vicino Ercolessi, dietro Bissoni, va Tress in porta. Statuario Moretti che non si è praticamente mosso, il pallone è rimbalzato addosso. Poteva passare solo lì. Bissoni. Adesso bisogna far passare questo minuto e mezzo senza esagerare, senza rischiare niente. Il lancio con le mani, Fiuza chiama il pallone, si abbassa Bissoni e poi Del Pizzo dietro da Moretti che controlla e alza ancora per Sividini, che prova a spizzarla. Il gran riflesso di Luan Fiuza con il piede, forse non l'ha neanche toccata Sividini, ma questi sono i palloni che ai portieri piacciono proprio poco. Sì, perché non sai se la tocca, se la tocca, non la tocca, la tocca, non la tocca, e il riflesso deve essere grande. Del Pizzo sul secondo palo si coordina Sividini, ma viene anticipato poi Pedotti bene in ripiegamento difensivo. Moretti, Del Pizzo, Dudu Costa prova a dare tutto l'Italian Coffee in questo finale, viene steso Del Pizzo, sgambetto ai suoi danni da parte di Tress, che viene anche ammonito, e quinto fallo anche per la Feldi. È lo stesso fallo di Ercolessi, nel senso che se l'è cercato e l'ha preso. Calcio di punizione 1:09 prima del duplice fischio.
situazione in completo equilibrio sotto tutti i punti di vista. 0-0 il risultato, 5-5 i falli. Buona gara da parte di entrambe le squadre. Vedremo chi riuscirà a sbloccarla per prima. Dudu Costa, Pedotti, Alba cerca di puntare Tres, rientra verso il centro del campo, il destro secco, la risposta di Fiuza che la mette ad un palmo dal palo sinistro. Ed sono queste le giocate richieste a Jorge Alba, che adesso va alla battuta, cerca di far passare con il tacco Sividini, ma non ce la fa. Allora ripartenza del Feldi con il destro di Tres al centro, grande intervento di Alba, e poi Sividini davanti alla porta Fornari, e arriva l'intervento di Pedotti che viene, anzi no, simulazione fischiata a Marco Ercolessi, che viene anche ammonito. Situazione concitata, mi sembra di dire. Sicuramente il contatto c'è stato, bisogna vedere quanto sia stato importante. Comunque possiamo dire che l'arbitro era molto vicino e che Marco, appena si è sentito toccare, si è buttato, quindi sta dicendo: perché mi devo buttare che ero a porta vuota. Anche qui non mi sembra di dare torto ad Ercolessi, era veramente davanti alla porta, spalancata, a Moretti battuto. Episodio molto dubbio in questo finale. Adesso Romano dentro e Jader Fornari è lui l'ultimo a toccare. L'avevamo chiamato Jader Fornari, 17° gol in campionato. La Feldi si prende con cattiveria questo 1-0 dopo l'episodio concitato di qualche secondo fa. La formazione di Cipolla si è catapultata in avanti, e quando hai un giocatore come Fornari in area di rigore è tutto più facile. 1-0 Feldi a 35 dall'intervallo. E questa partita sta veramente spettacolare, grande intensità fino alla fine. Time out chiamato da Giampaolo, che forse si aspettava di andare negli spogliatoi sul risultato di parità. Sì. Invece è stato colpito a freddo dalla zampata di Jader Fornari. Sì, diciamo che questo è un risultato che in realtà con le squadre sono state sempre in grande equilibrio, quindi entrare sullo 0-0 ci stava. C'è stata sicuramente anche una deviazione sul tiro del numero 9 della Feldi, che ha messo completamente fuori causa Moretti. Ha tentato con un disperato tentativo sulla linea il salvataggio Alba, ma non è riuscito ad impedire il gol degli ospiti. Adesso Sividini cerca di puntare Mancia, 9 secondi, va verso il centro, il sinistro, poi Dudu Costa, Fiuza lo chiude molto bene. Aveva trovato un interessante sbocco offensivo l'Italian Coffee. Adesso ha 4 secondi per tentare un'ultima sortita offensiva prima della sirena di metà gara. Fischio arbitrale, lascia lì per Pedotti, dietro da Moretti con il destro, pallone alto, ma era una buona idea questa per portare al tiro Diego Moretti. Sono passati altri 2 secondi, probabilmente adesso Fiuza rimetterà in gioco e Mancia lascerà scorrere il cronometro. Anzi, va profondo a cercare un'ultima occasione
con Moretti che smanaccia sulla schiena di Bissoni. Ha rischiato tantissimo l'Italian Coffee. Primo tempo che va in archivio sull'1-0 per la Fel di Eboli. Il gol a 35 secondi dalla fine del primo tempo di Jader Fornari. 1-0, appuntamento al prossimo tempo. A dopo.
E siamo tornati qui in diretta dalla palestra Gozzano per assistere al secondo tempo di Italian Coffee Petrarca Feldi Eboli. Risultato della prima frazione 1-0 per la squadra di Francesco Cipolla. Il gol in chiusura del bomber Jader Fornari, che con una zampata ha portato avanti i campani al termine comunque di una prima frazione molto equilibrata, in cui l'Italian Coffee non ha avuto paura di proporsi in avanti, ma la Feldi, con il killer instinct della grande squadra, ha colpito nel momento meno atteso dai padroni di casa, che adesso avranno un tempo per provare a raccimolare punti e a non andare incontro alla 7ª sconfitta consecutiva. Adesso Alba. Pedotti trova sulla sua verticale Sividini, che protegge il palla, poi va a calciare con il sinistro, viene rimpallato da Boaventura, copre bene Pedotti e poi Alba. Sividini, controllo con la suola, sempre spalla alla porta, si appoggia a Pedotti che va da Alba, punta Fornari, il destro improvviso, buono riflesso di Fiuza. Bella parata e bel tiro. Da qua c'era la giusta angolazione per vedere che in realtà ha fatto molto bene a tirare, perché c'era proprio lo spazio libero. Sì, è parata non facile per Fiuza, che aveva il suo compagno davanti, quindi probabilmente l'ha vista anche partire all'ultimo. Alba, Pedotti, Alba, Dudu Costa prova a puntare Fornari, lo salta, poi lascia lì con la suola per Sividini. Alba, su di lui Romano, il pallone verso Sividini, che non si aspettava un suggerimento così improvviso. E riparte Fiuza, Boaventura, Ercolessi scambia con Fornari, Boaventura, Sergio Romano, Fornari cerca ancora indietro Marco Ercolessi, deviazione decisiva e pallone per Boaventura. Ercolessi, il controllo, il sinistro rimpallato, la mette giù bene Alba, che poi va avanti con la suola. Fornari su di lui, la giocata su Ercolessi, Alba fino in fondo, grande intervento di Fiuza, che resta in piedi fino all'ultimo, forse un po' troppo lezioso qui Alba, poteva andare con la punta invece che con lo scavetto. No, in realtà secondo il mio punto di vista era l'unico modo per provare a saltare il portiere, perché aveva poco spazio, i due difensori avevano chiuso bene la diagonale rasoterra e quindi era il modo migliore per provare a superare Fiuza, ma soltanto che è stato molto bravo, perché ha fatto una croce a metà molto alta e quindi non è riuscito a superarlo. In questa ripartenza abbiamo visto le qualità nell'uno contro uno di Jorge Alba, che ne ha saltati praticamente 2. Sì, che è poi anche quello che ha chiesto il mister Giampaolo a Jorge, proprio qua sotto. Gli ha detto: Jorge, continua così, punta l'uomo. E adesso la Feldi, che cerca di ritrovare il pallino del gioco, buono il pallone di Romano per Ercolessi, la chiusura puntuale di Moretti, che poi lascia scorrere il pallone, rimessa laterale per Dudu Costa. Pedotti, si fa vedere Sividini, che viene incontro, poi allarga con il sinistro, non si intende con Alba, che era più avanti rispetto al passaggio del compagno, e allora la Feldi può riguadagnare campo. Rimessa che è pronto a battere Jader Fornari. Romano indietro da Ercolessi, Boaventura, interviene Sividini e poi Alba, fino in fondo Alba con il destro, ancora Fiuza, probabilmente c'è stata una deviazione sul tiro di Alba, proprio sul nascere, che ha quasi spiazzato Fiuza, che però ci ha messo la mano e ha evitato ancora una volta il gol del Petrarca. Intervento
dello spazzolone. Con Pedotti che adesso è pronto per rimettere la sfera in gioco. Il sinistro di Sividini che era indirizzato Era in porta, benissimo. era in porta, c'è si stato vedeva. un miracolo Ercolesi. di Ercolesi che ci ha messo la coscia. È stata una bomba di Sividini. Salvataggio di Marco Ercolesi. Adesso Del Pizzo, Alba, Urio. Alba, il controllo con la suola, punta Ercolesi, va verso il centro del campo, prova a spingerlo con esperienza Marco Ercolesi. La rimessa adesso è per l'Italian Coffee. Urio subito per Del Pizzo. Pedotti, contro di lui Fornari, prova il dribbling Giovanni Pedotti che poi va dietro da Alba. Il pallone ancora per Urio che la salva, e poi Moretti per Del Pizzo, aggancio ai limiti dell'impossibile. E Fiusa rimette immediatamente in gioco Romano. Col tacco Fornari per Ercolesi e la punta. Pallone lontano. Non sul piede dominante, quindi comunque Marco, buono lo scambio. Sì, è molto bravo sia con il destro che col sinistro. Adesso Del Pizzo, Pedotti, ancora Del Pizzo, Urio, Del Pizzo, Pedotti, buono l'inserimento centrale, poi lascia scorrere per Urio. Alba. Adesso questa partita è ancora più alta l'intensità di gioco, più del primo tempo. E il Petrarca sta tenendo molto il possesso di palla, il pallino del gioco. Sì, indubbiamente il Petrarca deve spingere perché adesso si trova sotto nel punteggio, non può più permettersi di aspettare la Feldi, che comunque quando riparte rischia di fare sempre malissimo, come abbiamo visto pochi istanti fa con la puntata fuori misura di Ercolesi, ma la combinazione con Jader Fornari è stata di alta scuola. I due giocatori più esperti di cui dispone Francesco Cipolla, Fornari classe 83, Ercolesi classe 86, esperienza e qualità al servizio della squadra. Moretti riparte con le mani da Del Pizzo, Costa, ancora Marcus Del Pizzo, Schacker, controllo così così, riesce però a mantenere il possesso, e allora Costa da Urio, di prima intenzione per il suo capitano. Mancia chiude molto bene, si frappone tra pallone e avversario. E rimessa per Bissoni. Tress, ancora Tiago Bissoni. Mancia. Mancia per Tress, che cerca in verticale il suo pivot, che si aggancia con Urio, finiscono a terra entrambi. Il fallo però è per Lucas Franzini. Sì, anche se in realtà, avendolo fatto proprio qua sotto, l'abbiamo visto molto bene, in realtà aveva iniziato il fallo, l'aveva iniziato Franzini, poi andandogli addosso Urio con il suo fisico logicamente ha travolto il giocatore del Feldi, però in realtà c'era stato un blocco da parte del numero 5 di Eboli. Adesso il destro di Mancia, completamente fuori misura. Ed è pronto Moretti a toccare Del Pizzo. Costa, Del Pizzo. La pressione della Feldi che adesso alza il baricentro, e tutto ciò frutta un ottimo calcio di punizione guadagnato da Tress, con la munizione anche per Marcus Del Pizzo. Anche questa munizione non c'era. No, in realtà
Sembrava che avesse ammonito Shaker. Shaker per proteste probabilmente, No, perché no, perché il fallo in realtà l'ha fatto Shaker. il fallo l'ha fatto Shaker, allora, Quindi, allora probabilmente sì, è stato infatti è ammonito numero 8 Shaker. Shaker. Non si è capito bene perché l'arbitro ha estratto il cartellino nel momento in cui i giocatori erano vicini. Anche perché ha fischiato un fallo sul fatto che è stato anticipato, quindi come faceva a fare fallo? Non poteva vederlo Shaker, arrivando da dietro. Adesso blocco di Bissoni, non fischiano gli arbitri. Mancia, Fransini, va da Bissoni, Tress. Bissoni, ancora Tress. Dall'altra parte c'è Mancia, servito in questo istante. Chiede il dai e vai a Tress. Adesso l'azione veloce della Feldi, con Tress che finisce fuori dal campo e guadagna la rimessa. Sì, la rimessa è confermata per la Feldi, ma Tress l'ha battuta un po' più avanti rispetto al punto esatto. E allora l'arbitro fa ripetere. Adesso è buona, Tress per Bissoni, Mancia. Mancia, dentro per Fransini, non c'è niente stavolta, può andare in contropiede l'Italian Coffee con Sevidini che si appoggia a Shaker con il destro sul primo palo. Non ci sono problemi per Fiuza che comunque non blocca, concede un calcio d'angolo, ripartenza veloce, buona dell'Italian Coffee Petrarca. Alza il pallone Shaker sul secondo palo per la volée di Sevidini che però la colpisce malissimo. Troppo lunga era, difficile da prenderla bene. Bissoni vicino ad Atress, Mancia, ancora Bissoni, Tress, punta a Dudu Costa, cerca di saltarlo ma il campo finisce e la rimessa è per Del Pizzo. Moretti, Pedotti, la finta di Del Pizzo che lascia scorrere per Sevidini. Si fa vedere proprio Del Pizzo. Pedotti di prima intenzione per Dudu Costa che protegge bene con il fisico. Palla larga per Sevidini. Poi Del Pizzo che regge fisicamente. Sevidini con il sinistro, ancora Fiuza che Grande dice parata, di no. grandissima parata. E altro grande intervento di Luan Fiuza su una bella azione corale dell'Italian Coffee che è andata dentro con il palleggio. Sevidini ha fintato di suggerire per Dudu Costa, si è girato, cannonata con il mancino, ancora il sinistro del numero 3 dell'Italian Coffee, smanaccia sempre Fiuza. Ma sta prendendo le misure, diciamo, Del Pizzo. Sì. Sevidini. Del Pizzo adesso. Dentro da Sevidini che era completamente da solo, se lo dimentica la retroguardia della Feldi Eboli e proprio l'uomo in più in questo momento era Gian Sevidini che la mette dentro per il più facile dei tap-in. Italian Coffee Petrarca 1, Feldi Eboli 1 quando mancano 12:46 alla fine della gara. Lo avevi detto, prendeva le misure, ha preso la misura e l'ha buttata dentro. Però qui peccato capitale della retroguardia della Feldi che ha lasciato completamente solo Sevidini che non ha faticato per battere un ottimo Fiuza. Sì, perché il Petrarca sta facendo una grande partita comunque, quindi anche per l'Eboli non è facile rimanere concentrati tutto il tempo. Bissoni con il sinistro di prima intenzione bloccato da Alba e adesso vedremo se come sul finire della prima frazione la Feldi Eboli alzerà i giri del motore. Ma il Petrarca sta dimostrando di essere un avversario molto ostico
in questa giornata. Bissoni con il sinistro, viene rimpallato da Del Pizzo, rimessa, anzi calcio d'angolo per la Feldi, ed è richiesto l'intervento dello Spazzolone. Si può rimettere il pallone in gioco, calcio d'angolo per Tres, che però la palla è finita in rete. L'arbitro dice devo fischiare per far riprendere il gioco. Tres non aveva aspettato il fischio arbitrale. Sì, ma si vedeva, nel senso che... Sul secondo palo cerca Mancia, la volley con il destro, schiaccia troppo il pallone, di testa Urio, poi cerca di ripartire Bissoni, lo ferma bene Alba, stesso Bissoni rimette in gioco per Felipe Mancia. Press, Bissoni, si fa vedere Fransini in profondità, la scelta invece ricade su Tres, e poi Fransini si gira molto bene sfruttando il fisico. Lo mura Moretti, insiste la Feldi, ancora Fransini con il mancino, grande sempre Moretti a corpo morto. Adesso difende il pallone Alba, vuole il fallo e con molta esperienza lo guadagna sulla pressione fallosa in questo caso di Felipe Mancia. Adesso il Petrarca non deve avere paura, perché ha dimostrato che questa partita la può giocare lui, la può gestire con grande forza. Quindi è logico che il Feldi adesso non ci sta a questo risultato, però deve continuare il Petrarca a difendere e a alzare l'intensità come è stato fino adesso tutta la partita. Mancia, Fransini, si fa vedere ancora Marco Ercolessi. Secondo l'arbitro c'è un tocco di Del Pizzo, mi sembra che abbia indicato proprio Del Pizzo, l'ha toccata lui, quindi calcio d'angolo per la formazione campana. Sergio Romano cerca sul secondo palo Fransini, pallone impreciso, ma si vedeva che Romano non aveva le idee ben chiare su come battere questo calcio d'angolo. E allora Pedotti per la rimessa. Alba cerca il dribbling con la suola, alza la pressione Romano, si libera del pallone Alba, poi era buono il tracciante di Del Pizzo. Alba sì, probabilmente è arrivato un po' scarico. Sì, aveva provato già due scatti, quindi ci è arrivato e poi l'ha rallentato l'avversario. Boaventura, Ercolessi, Mancia, Boaventura, Ercolessi, Romano. Il Feldi sta chiedendo i giocatori del Feldi stanno chiedendo di alzare il ritmo e cercano di stanare gli avversari con il giro palla. Per una difesa, quella della squadra di Giampaolo, che nelle ultime partite ha concesso davvero troppi gol, e questa sera sembra che si siano proprio compattati, consci del momento di difficoltà. Dicevamo, anche un punto potrebbe essere importante per il morale. E qui c'è anche un merito del lavoro fatto anche a livello psicologico del mister Giampaolo, perché in allenamento ha chiesto questo tipo di intensità dal primo minuto di allenamento fino alla fine, e i ragazzi lo stanno dando, e questo è un merito sia per il sacrificio che stanno facendo pur affrontando queste difficoltà di classifica, quindi complimenti a tutti. Solotta Sividini con Ercolessi, si agganciano ancora e viene premiata la volontà di Sividini. Calcio di punizione già battuto da Dudu Costa proprio per Sividini, lascia lì per Costa con il destro, pallone sul fondo. Buona l'azione tra i due migliori marcatori di questa stagione per l'Italian Coffee Petrarca.
È finito largo non di poco però il destro di Dudu Costa, con Fiuza che controllava con lo sguardo. Mancia, Ercolessi, Romano, si propone adesso in verticale, Ercolessi invece va da Marco Boaventura. Mancia, ancora Boaventura, vicino da Ercolessi che si gira molto bene e va dentro sul secondo palo, trova un grande gol la Fel di Eboli. Sergio Romano in spaccata, tap-in vincente, torna avanti la squadra di Cipolla. Grandissima però giocata qui di Marco Ercolessi che si è girato benissimo, ha messo dentro con il destro che non è il suo piede ma ha trovato un cioccolatino solo da scartare e ne ha approfittato Sergio Romano per il 2-1, 9:47 alla fine. Sì, questo è il gol di Marco, perché ha fatto veramente una grandissima azione, si è liberato in una maniera incredibile. E adesso quando sembrava che l'Italian Coffee potesse addirittura provare a vincerla, arriva questa doccia fredda che invece è tutta benzina da mettere nel motore per la Fel di Eboli, che adesso può proporre in questi ultimi 10 minuti una rinnovata fiducia. Sembrava subire un po' le iniziative del Petrarca, fulmine soprattutto, e adesso si trova di nuovo a condurre. Dudu Costa non si arrende, guadagna subito la rimessa. Comunque. È lunga, sono quasi 10 minuti. Sì, è sicuramente lunga. E adesso Alba. Va da Sividini che si gira, vuole andare sul destro. L'ultimo tocco è il suo, secondo l'arbitro. Però invece l'altro arbitro dà il corner al Petrarca. Quindi giustificate le proteste dei giocatori in maglia nera. Calcio d'angolo per Jorge Alba. E quando il primo arbitro cambia la decisione dell'altro, sono dei momenti importanti. Dudu Costa cerca il tocco di prima, rimpallato. Ancora angolo. Terzo consecutivo. C'è Pedotti dietro. Arriva adesso il pallone per Giovanni Pedotti. Lo alza Dudu Costa, la difende Sividini. Si fa vedere dietro Alba, si gira. Dudu Costa con il Pedotti con il destro, salvataggio di Bissoni. Ci sono timide proteste per un probabile tocco di mano, ma l'ha presa con il petto Tiago Bissoni. È un intervento decisivo perché il pallone era ben indirizzato a fil di palo, precisamente quello sinistro, alla sinistra di Fiuza. Anche qui comunque Sividini ha protetto benissimo il pallone, l'ha girato per Pedotti in caduta, aveva trovato un grande angolo. E invece si trova a battere solo un calcio d'angolo. Sividini ancora con il mancino, Tres, grande intervento in scivolata. Poi Alba, Sividini, si fa vedere Dudu Costa, il pallone resta lì, poi Tres, azione un po' concitata e Romano alla fine spazza con il mancino. Pedotti, Moretti, Pedotti, Del Pizzo appena rientrato. Alba va verso il centro del campo, poi la finta sul sinistro, questa è la giocata di Alba, va sul destro, finta di calciare, torna sul sinistro. Qui è stato bravo, molto bravo Sergio Romano. Pedotti di prima per Sividini che tiene il pallone, si gira in caduta, ancora Fiuza e poi si trova il pallone lì Pedotti che non riesce a fare molto di più. Grande parata di Moretti. E poi la ripartenza velocissima della Feldi, Tre uomini finiscono per a terra in tre. Ercolessi, anzi Bissoni per gli ospiti, Del Pizzo e Moretti
per il Petrarca. È stato tutto molto veloce, occasione per il Petrarca con la parata di Fiuza, Pedotti che non si aspettava di ricevere il pallone, perché comunque È stato un flipper. il tap-in non sembrava così difficile, ma a velocità così veloce ci sono state difficoltà. Poi la ripartenza velocissima degli uomini di Cipolla, la puntata di Bissoni, il tocco con la punta delle dita di Moretti, e adesso si sono rialzati tutti e si può battere questo calcio d'angolo con Tres. Cerca Bissoni, ancora un flipper che però stavolta favorisce Moretti. Pedotti, Urio mette giù bene, lo stende Marco Boaventura, calcio di punizione già battuto. Shaker gira per Urio e per Severini, ancora Shaker, destro immediato, rimpallato. Pedotti, Urio, Severini cerca di controllare questo pallone mettendoci il corpo, però scivola oltre la linea del fallo laterale e quindi riparte la Feldi. Tiago Bissoni, duello fisico con Del Pizzo che costringe l'avversario a liberarsi di questo pallone, e allora è una nuova iniziativa per Moretti, però sbaglia Pedotti, poi sbaglia anche Boaventura, riparte Pedotti, ancora un tocco sbagliato del numero 2, il recupero di Bissoni, largo da Tres, controllo con il destro al centro, Pedotti, ripiegamento difensivo, rimessa laterale Feldi, adesso il gioco si sta velocizzando e non di poco, capovolgimenti di fronte continui. Il sinistro senza pretese di Tres finisce lontanissimo rispetto ai pali di Moretti. Pedotti rischia un po', poi va a cercare Mancia. Il rinvio completamente senza fronzoli di Fiuza. E rimessa per Urio. 7:29 alla fine di questa emozionante gara. 1-2 il risultato. In questo momento a venire premiata è la Feldi Eboli, con il Petrarca che però ci proverà sicuramente da qui alla fine. Si agganciano Alba e Mancia e questa volta il fallo è di Alba che molto sportivamente stringe la mano a Felipe Mancia, anche cartellino giallo per il numero 7 dell'Italian Coffee Petrarca. Sì, è stato un po' un fallo di frustrazione, nel senso che... Sì, l'ha cercato lui prima, non l'ha trovato, ha recuperato bene il pallone Mancia e a quel punto Alba l'ha steso. Franzini, duello fisico con Urio, esce col pallone Dudu Costa per Alba, la finta con il sinistro, va da Del Pizzo, il controllo, il sinistro, ancora Fiuza che sta in piedi fino alla fine, non era né potente né angolato il sinistro di Del Pizzo, ma sbucava da una selva di teste. E adesso Urio, Alba contro Tres, prova ad ubriacarlo con le finte, regge bene Tres. Urio, Dudu Costa, bene per Del Pizzo, tocco decisivo che quindi fa ripartire la Feldi con Mancia. Poi Urio ferma Lucas Franzini, sì. E rimessa per la Feldi. Sembrava già fuori comunque qua da... però era molto veloce, quindi era difficile. Mancia,
Adesso il fallo su Franzini di Urio, la trattenuta del numero 9 costa il quarto fallo alla formazione di casa. Con 6:31 da giocare non è una situazione da sottovalutare questa. Mancia per Marco Ercolessi. Tres. Ancora Felipe Mancia. Il controllo con la suola davanti del Pizzo. Cambio gioco per Franzini che prova una volée con il destro. Tentativo piuttosto velleitario. Addirittura sfera in fallo laterale del Pizzo. Moretti. Verticale da Urio. Controllo sbagliato di Tres che poi però rimedia quando Urio sembrava che si potesse involare verso la porta. Adesso discussioni con Boaventura. Va Urio, rimpallato, ancora rimessa sempre dalla stessa posizione mentre continuano a scherzare Alba e Mancia. Alza il pallone Urio, non capisce le intenzioni del Pizzo e allora la rimessa è per Fiuza. Rinvio lungo con le mani, Moretti bene in presa alta. Si fa vedere Alba, servito adesso. Su di lui alza il pressing Ercolessi, Alba sterza e poi va da Pedotti. Alba. Sividini fa proseguire e Fiuza, come nell'occasione precedente, rinvia senza badare troppo al sottile. Si è rotta, signor arbitro, ha visto? Alba, Pedotti, Del Pizzo, converge verso il centro, prova il sinistro, pallone altissimo. Faccio come Ronconi, faccio come Ronconi. Il rinvio con le mani di Fiuza, non trova però nessuno dei suoi compagni, non si intende con i suoi giocatori di movimento. Allora la rimessa è per l'Italian Coffee che ha ancora 5 minuti e mezzo per provare a raddrizzare questa sfida. Ma di fronte a sé ha una squadra forte, preparata, organizzata come la Feldi Eboli, che ha colpito nei momenti cruciali. Adesso Alba, salta addirittura Fiuza con l'esterno al centro. Del Pizzo viene anticipato in maniera provvidenziale dalla retroguardia avversaria. Bella azione anche questa, eh? 5 minuti, 4 falli Petrarca, 3 falli Feldi. Gian Scividini appoggia su Pedotti. Alba di prima per Scividini, protegge il pallone, viene sollevato da terra da Ercolessi. Io penso non ci sia nessun dubbio sull'intervento irregolare del numero 22 della Feldi, che sappiamo essere giocatore di una correttezza esemplare, quindi sicuramente non un fallo cattivo, ma Capitano della nazionale, un'esperienza incredibile. Marco è una delle colonne di questo sport. E adesso calcio di punizione interessante per i padroni di casa. Vedremo la soluzione per cui opteranno i giocatori in maglia nera. Sicuramente Scividini potrebbe anche andare in porta direttamente con il sinistro. Vedremo se ci sarà uno schema per favorire magari Pedotti o Alba appostato all'altezza del secondo palo. Infatti tocco per Pedotti, il destro, il salvataggio sulla linea proprio di Marco Ercolessi, a Fiuza battuto. Alba tocca per Del Pizzo, scucchiaia,
grande chiusura di Tress in mezzo a due, regge con il fisico anche su Sividini, poi l'allarga per Mancia, dentro da Ercolessi che strozza al sinistro con il piede Moretti e poi la faccia di Del Pizzo, concitata anche questa azione, ma si riparte già con Sividini che allarga per Pedotti, il recupero di Mancia di prima intenzione, poi il suggerimento per Tress, bene Sividini in ripiegamento, Pedotti, Alba, il blocco poi di Del Pizzo su Tress, non sanzionato dagli arbitri, ma Alba non riesce più a controllare questo pallone. Rientra Dudu Costa, Ercolessi cambia gioco per Mancia, buono il controllo, l'ultimo tocco secondo il primo arbitro è proprio di Felipe Mancia, e allora Petrarca con il destro profondo di Moretti, il duello tra Urio ed Ercolessi e poi la palla che carambola oltre la linea laterale, rimessa per Dudu Costa. 3,50, Giampaolo ancora non si gioca il portiere di movimento. Romano ha visto che comunque la partita la sta gestendo bene il Petrarca e l'Italian Coffee, quindi adesso intervento di Urio che ecco, affonda troppo il tackle. Quinto fallo dell'Italian Coffee Petrarca. Mi sento di dire un po' un'ingenuità di Urio perché situazione non pericolosa, metà campo della Feldi, ha affondato troppo il tackle, fallo c'è tutto. Sì, forse qualche fallo in meno c'era in quei due a centrocampo che forse sono stati un po' troppo generosi, però Bissoni, Boaventura, si fa vedere Tress, Boaventura non sa cosa fare, preferisce calciarla verso Moretti piuttosto che rischiare qualcosa, e allora la ripartenza di Costa, Del Pizzo, l'Italian Coffee sta preparando. Urio protegge il pallone Urio, cerca di liberare il destro, lo ferma però bene Tress in fallo laterale. 3,10, manca sempre meno all'ultima sirena. Del Pizzo con il destro, anzi Schacker con il destro, radente, impreciso però. Fiuza, il movimento di Romano, la blocca Moretti, Dudu Costa, veloce l'azione di contropiede del Petrarca, poi non riesce a controllarla con la testa Del Pizzo. Bissoni si gira con una giocata spaziale, appoggia su Boaventura, deviazione decisiva di Del Pizzo, ma come si è girato Tiago Bissoni. Urio sta mettendo la maglia del portiere, quindi ci prospetteremo un finale col portiere di movimento. E sono pronti a rientrare anche Alba e Scividini. Boaventura dietro da Fiuza, Bissoni, controllo così, alza il pressing il Petrarca e poi Dudu Costa in scivolata riesce ad intercettare ma non impensierisce Fiuza, e allora Tress riparte veloce, Romano rientra sul destro, aspetta il rimorchio di Bissoni. Boaventura, adesso con qualità anche la Feldi, mantiene il possesso di palla. Bissoni, Tress, Bissoni, Comunque Boaventura. grandissima partita dell'Italian Coffee, sta facendo una partita incredibile, intensità di difesa, stanno correndo dall'inizio, non meritano assolutamente di perdere questi ragazzi. Ed è pronto anche a fare il suo ingresso in campo Andrea Vitale.
Bissoni profondo e adesso sì, portiere di movimento. Batte Shaker per Moretti, ancora Shaker da Sividini che però non riesce a controllare la fucilata. E allora Bissoni con la punta in verticale, Shaker prima con la testa, poi non riesce ad addomesticarla con i piedi. Non si intendono Ercolessi e Fornari. Fornari rientrato in campo questo secondo tempo, l'abbiamo visto davvero poco Jader Fornari. Entrano Urio e Vitale per questi ultimi assalti, 1:37 da giocare. Vitale da Pedotti, forcing finale dei padroni di casa. Scambiano i due, Urio, Alba, Urio, Pedotti, Urio, Alba, Pedotti, Vitale. Ancora Andrea Vitale, lungo possesso palla, sono già passati 30 secondi. Urio, Alba, Pedotti, Sividini viene incontro. Vitale, grande però difesa della Feldi. Urio, Vitale, Pedotti, controllo, ancora Vitale, c'è Sividini, la palla al centro, viene toccata sul nascere e la rimessa è quindi per l'Italian Coffee che ha ancora qualche speranza. 42 secondi sul cronometro. Alba, Pedotti, Urio, Vitale, Sividini sul secondo palo, il suo tentativo viene sporcato, poi il sinistro di Bissoni che colpisce il palo pieno e non è ancora finita. Riparte Pedotti, Alba, Vitale, Pedotti arriva in zona tiro, respinto, ancora Pedotti con il destro secco sul fondo. Chiama il time out la Feldi Eboli a 13 secondi dalla fine. Vedremo come sceglierà di giocarsela la formazione di Francesco Cipolla. Ciò che è certo è che l'Italian Coffee ce l'ha messa davvero tutta. Sì, è stata una grandissima partita. 13 secondi potrebbero essere lunghissimi o cortissimi, però adesso vediamo come gestisce la palla al Feldi. Sarebbe veramente un peccato che finisse con questo risultato, perché è un risultato veramente bugiardo. Interviene con le mani Urio che va subito in verticale da Scividini, che viene contrastato con la sua arma migliore da Bissoni, con il fisico. Time. Chiama il time out l'Italian Coffee Petrarca. Ultimi 4 secondi da giocare, se la gioca così Luca Giampaolo. Quattro secondi non sono tanti, però con una rimessa a favore possono diventare importanti. Ricordiamo 2-1 per la Feldi.
che però ha dimostrato anche di saper difendere molto bene sui continui attacchi dell'Italian Coffee Petrarca. Urio in verticale subito con la testa Jader Fornari, sono già passati 2 secondi. Adesso sicuramente Urio toccherà dietro per Sividini, che caricherà con tutta la potenza il sinistro. Respinto da Ercolessi, però c'è ancora un secondo da giocare. Il tempo è praticamente finito. Sarà durissima poter vedere addirittura un altro tiro, ma il calcio a 5 ci ha abituato a cose impressionanti. Urio va dentro al centro potente, Alba non ci arriva sul secondo palo e finisce qui. Grande esultanza per la Fel di Eboli, che sa di aver vinto una gara difficilissima in casa di un Petrarca solido, concentrato, ma che anche quest'oggi non riesce a portare a casa punti. 7ª sconfitta consecutiva, mentre arriva la seconda vittoria nelle ultime 2 partite per la Fel di Eboli di Francesco Cipolla, che così ritrova la 5ª piazza. Le reti decisive per gli ospiti sono state siglate da Jader Fornari in chiusura di primo tempo e da Sergio Romano a circa metà della ripresa. In mezzo il pari siglato dai padroni di casa con Jean Cividini, uno dei migliori in campo, ma comunque non è servito per portare a casa punti. Risultato finale: Italian Coffee Petrarca 1, Fel di Eboli 2. Ringraziamo Daniele Bargellini per il commento tecnico. Per questa sera da Lagozzano è tutto. Buonasera a tutti.